Dietro quella formula misteriosa PDL numero 192 che campeggia al primo posto nell'ordine del giorno della seduta del Consiglio regionale si cela uno dei temi principali della politica veneta degli ultimi decenni, l'attribuzione di una maggiore autonomia amministrativa da parte dello Stato centrale alla Regione Veneto. Una questione che ora arriva ad un punto decisivo con l'indizione di un referendum popolare in questo senso, fortemente voluto dalla maggioranza che sostiene la Giunta Zaia. È un referendum che il Veneto ha ottenuto non per gentile concessione del governo, ma bensì perché abbiamo vinto una causa contro il governo Renzi. La Corte Costituzionale ha dato ragione a noi. Quindi oggi si discute di alcune modifiche ulteriori della legge per agevolare questo referendum. Alcune banalità, ad esempio la legge prevede che le urne si chiudono alle 10 di sera, invece noi vogliamo chiudere alle 11. Una norma finanziaria e poi la pubblicità che dovrà essere istituzionale di informazione e non di parte, ma anche per chiarire fino in fondo che il negoziato che è iniziato a livello nazionale è iniziato sul quesito referendario e il governo ci ha risposto di no. Il processo è ormai avviato, indietro non si torna, afferma il presidente della regione Luca Zaia, che passa già la parola ai veneti, ai quali chiede la più ampia partecipazione una volta che saranno chiamati alle urne. Si sappia bene che poi il giorno dopo, con la conta dei voti, con la conta delle affluenze, io dichiarerò che il referendum è passato oppure no. Se non sarà passato il referendum vuol dire che i veneti fino ad ora hanno scherzato. Quando sentiremo dire qualcuno padroni a casa nostra, gli dovremmo dire guarda che i veneti hanno detto che non bisogna essere padroni a casa nostra. Per cui l'unico invito che faccio io è che tutti vadano a votare.